Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi continueremo la nostra campagna, ritroviamo il nostro Matsumoto, l'esercito di Matsumoto che è entrato all'interno del nostro clan e non ha avuto il fegato di affrontarci ragazzi. Guardate un po', è entrato all'interno della provincia di Sud Shinano e ha attaccato la nostra bella piantagione di tè. Così intanto continua a subire perdite dal freddo, il nostro esercito del nord è appena arrivato e praticamente è pronto a sostenere il nostro caro Frosty a far fuoco al di sopra di questo nuovo esercito nemico. Intanto sul frontone opposto troviamo il nostro caro Pinocchio che si ritrova in questa boscaglia da ben 3 mesi e ovviamente appena terminerà questa dura stagione d'inverno inizieremo l'attacco. Allora, per quanto riguarda le nostre navi, disponiamo di una bella nave all'interno del nostro porto, portiamola all'interno, perfetto, e adesso all'interno del nostro porto vediamo se possiamo reclutare qualcosa. Allora, abbiamo diverse navi da poter reclutare. Allora, io sono ragazzi cioè favorisco molto le navi corazzate perché dispongono di uno scafo molto solido, anche di un'agilità abbastanza elevata, di un numero di cannoni elevati a secondo della tipologia di nave. Però in questo momento non disponiamo di un materiale resistente come il ferro e quindi possiamo accontentarci del legno. Per quanto riguarda la corvetta, per quanto riguarda quindi questa possibilità di costruire navi, la corvetta di legno è la più ideale in questo momento, quindi possiamo ordinare ben una bella corvetta, quindi entro 2 mesi verrà prodotta e vediamo se possiamo distruggere questa flotta nemica. Allora, abbiamo abbastanza soldi per reclutare anche un'altra corvetta in legno, questa volta non apparterrà alla classe Kasuga che dispone 16 cannoni, bensì alla classe Kanin Maru con 12 cannoni. Perfetto, allora vediamo un po' il nostro nemico dove si trova. Possiamo attaccare con il nostro Frosty the Snowman il nostro nemico, però prima vogliamo usare il nostro Lupin per attaccare il nemico. Vediamo se riusciamo anche ad assassinarlo. Non possiamo perché i soldi sono finiti. Allora vediamo un po' se possiamo aspettare un altro turno e far perdere qualche altra unità al nostro nemico mentre si trova a ghiacciarsi il sederino in questa lurida foresta, e vediamo un po' se ci attaccherà lui. Sarà così stupido da attaccare questo fenomenale castello. Lunga vita allo shogunato ragazzi, 2000 in più all'interno della nostra tesoreria. Siamo riusciti ad espandere il nostro territorio. Il nostro clan ha raggiunto uno standard tecnologico di tutto rispetto. Wow, in segno di supporto i cittadini al comando hanno pagato un tributo. Guardate che bravi, dobbiamo assicurarci che i loro contributi vengano investiti saggiamente e che la fede della gente nella causa dello shogun sia giustificata. Wow, 2000 in più di Yang. Intanto il nostro amichetto non ci ha attaccato, non ha avuto il fegato, si è beccato una bella ondata di freddo e adesso ragazzi con il morale a pezzi e le chiappe infreddolite possiamo fare a pezzi il nostro avversario. Però prima il nostro Lupin deve darsi da fare. Allora, vediamo se possiamo assassinare qualcuno. Una probabilità abbastanza alta è per quanto riguarda l'assassinio della Geisha, però io vorrei assassinare il generale. Allora, come viene chiamato il generale principale? Iraga Kegadato. Wow, che nome. Vediamo un po' se possiamo farla a pezzi ragazzi, avanti amico mio, speriamo, confido in te. Assassinio fallito, niente ragazzi, il nostro amichetto non è adatto. Vediamo, possiamo affascinare anche qualcuno. Proviamo ad affascinare il generale, vediamo se la nostra Geisha avrà più successo. Avanti, vai avanti con la tua bellezza da cadavere, vediamo se ci riesce. Fallito ragazzi, niente, non ci riusciamo, i nostri due agenti non sono adatti a questo tipo di lavoro e allora dobbiamo utilizzare le maniere forti. Prima ripariamo queste industrie perché il nostro stronzetto ce l'ha fatte a pezzi e vediamo un po' se col nostro esercitone possiamo distruggerlo. Vediamo un po' che battagliona. Guardate un po' ragazzi, ben 2700 uomini contro 1693. Questa battaglia avverrà all'interno delle pianure di Sud Shinano, ovviamente in inverno. Appena sentite la parola inverno dovete pensare immediatamente al nostro Frosty, ed è un generale di livello 4 ovviamente contro questo soldatino imperiale con appena una stella di attributo. Allora vediamo un po' se possiamo combattere questa nostra battaglia. Bene ragazzi, ci ritroviamo all'interno del nostro campo di battaglia in questa cima innevata. Siamo praticamente vicini alla nostra piantagione da tè, come potete vedere qui sulla sinistra. Quindi giochiamo ragazzi in casa, vediamo un po' se possiamo fare a pezzi il nostro nemico sfruttando anche questo bel boschetto che si ritrova in cima a questa collina. Posizioniamo le nostre unità ragazzi in maniera lineare. Guardate un po' delle unità veterane che disponiamo, ci sono tantissime unità che hanno seguito il nostro Frost in tutte le sue avventure e quindi ormai lo conoscono come le proprie tasche. Eccole qua le nostre fantastiche unità, mettiamole in questa formazione. Prendiamo anche i nostri lancieri, i nostri cacchi coiari, utilissimi ragazzi nel corpo a corpo, avete visto anche nelle battaglie precedenti. Bene, utilizziamo anche la nostra unità di schermagliatori. I nostri schermagliatori
li possiamo posizionare su questo fianco, molto bene. 2 unità di fucilieri li possiamo posizionare anche sulle retrovie, non le facciamo sparare, le faremo avanzare più avanti, ma in un altro momento. Vediamo un po', possiamo raggruppare tutte le nostre unità. Perfetto, vediamo un po', all'addizione, che caspita è successo. Ok, selezioniamo tutto il nostro gruppo. Perfetto, selezioniamo anche il nostro Frosty, mettiamolo dietro le nostre truppe, prendiamo anche la nostra bella cavalleria Coiari e posizioniamola sul fianco destro, che non disponiamo di molti lancieri. Possiamo iniziare anche la nostra battaglia. Generale, signore, mostrategli come combattono i veri uomini. Certo, amico mio. Avanziamo con tutta la truppa, ragazzi, la nostra cavalleria li seguirà sul frontone destro, il nostro Frosty avanzerà insieme a loro e diamo una bella occhiata a questi Matsumoto. Allora, eccoli qua ragazzi, con le chiappe gelate stanno avanzando, si sono fatti ben 3 mesi vicino alla nostra piantagione da tè, si sono congelati completamente. Vediamo un po'. Allora, hanno dei lancieri di leva nelle retrovie. Allora, tantissimi lancieri di leva ragazzi, questi non conoscono che cosa sia il fucile. Ah, ecco, ora sì, hanno della fanteria di leva in prima linea, ma molto inferiore rispetto alla nostra, e hanno ben 3 cavallerie. No ragazzi, ne hanno di più, ne hanno 4, ben 4 cavallerie, ma vediamo se possiamo farli a pezzi con tutte le nostre unità di fanteria. Allora ragazzi, facciamo camminare adesso le nostre truppe per non farle stancare, perché la stanchezza è un fattore davvero molto negativo nei confronti delle nostre unità. Infatti vengono penalizzate di molto. Perfetto, ci ritroviamo quasi in portata con le unità di cavalleria del nemico. Perfetto, fermiamoci ragazzi, il nemico ci sta mandando avanti tutto. Attenzione, 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 torniamo indietro con queste unità. Fermi. Eccoci, 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 mandiamo avanti tutte le unità con lancia. Andiamole avanti, anche dall'altro lato. La nostra cavalleria attaccherà dal lato destro. Perfetto, i nostri front sono delle vicinanze. Questi fucilieri che abbiamo messo su questo lato ci serviranno ragazzi per far fuoco su questa cavalleria. Avanti amico mio Frosty, vai avanti, difendi le tue unità. Ecco la nostra cavalleria che attaccherà dall'altro fianco. Le nostre unità possiamo posizionarle anche in questa maniera, in maniera orizzontale. Fate fuoco ragazzi, maledizione. Andiamo, andiamo, li stiamo distruggendo. Ok, sono arrivati i nostri cachi coiari, anzi i nostri lancieri coiari, e i nostri uomini continuano a far fuoco ragazzi in questa foresta innevata. Avanti, 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 ci sono i nostri schermagliatori che stanno continuando a far fuoco, guardateli. Avanti, 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 ci stanno sparando, spariamo anche noi abbiamo i fucili. Bene, 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 da questo lato come sta andando, ecco tutta la nostra truppa che sta facendo fuoco sul fianco nemico. Eccolo qua, ci sono i cachi con moschetto. Bene, bene, bene. Sparate qua su. Molte unità del nemico stanno andando via, ragazzi. Perfetto, il nostro Frosty dov'è? Eccolo qua, meno male. Allora, incitiamo questa bella unità per aumentare quindi la velocità di ricarica e anche le sue abilità principali. Ah no, è troppo lontana dal nostro Frosty. Il nostro Frosty si deve avvicinare, ma meglio non metterlo in pericolo. Aumentiamo il morale di questa, la sua capacità di ricarica, scusate. Ecco, ragazzi, anche questi fucilieri possono sembrare stupidi, ma nel corpo a corpo non sono male. Cioè, per essere degli uomini con fucile dispongono anche di un attacco base per distruggere il nemico, anzi per difendersi, perché le nostre unità da corpo a corpo specializzate, come potete vedere, sono i cachi coiari. Bene, allora il nemico sembrava avere la meglio all'inizio perché aveva attaccato le nostre truppe di fanteria con la cavalleria, però siamo riusciti a portare nel tempo giusto la nostra fanteria con lance, ovviamente attaccati dal lato dei nostri fucilieri e della cavalleria. Siamo riusciti a cogliere un'importante vittoria. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo concluso. Ecco, una bella vittoria decisiva, non c'è dubbio, una vittoria schiacciante, i nemici sono morti o in fuga. L'inverno farà il suo dovere. Ecco le nostre statistiche ragazzi, abbiamo perso solo 365 nemici e il nemico ha perso tutta la sua truppa, guardate un po', ben 1693 nemici. Ovviamente l'inverno non ha avuto il piacere di finire l'opera, quindi il nostro Frost ha dato un bel colpo di spada facendo a pezzi il nostro nemico. Possiamo rientrare anche in base perché questo freddo possente spaventa anche il nostro amicone,
e possiamo anche concludere il turno e accogliere la primavera a braccia aperte per numerose conquiste. La nostra provincia è bombardata, ragazzi, le corazzate nemiche si sono date da fare per distruggere il nostro porto. Intanto ecco la nostra primavera, ragazzi, vi ricordo +1 di felicità in tutte le province. Ecco qui, ecco la flotta nemica che sta rompendo le scatole, 2 unità contro ben 3 unità, ragazzi. Questa flotta ci divertiremo un po' con questa flotta nel momento in cui riusciremo a risolvere i problemi a terra. Ecco qua i bombardamenti si sono fatti sentire, hanno distrutto qualche edificio della cittadina, come avete potuto vedere. Intanto la nostra nave è stata costruita, la nostra bella corvetta in legno. Bene, vediamo un po' cosa sta succedendo. Ecco, la primavera è appena arrivata, adesso possiamo avanzare anche con il nostro Frost in avanti e lasciare il posto a queste fantastiche unità all'interno del nostro territorio. Bene, io direi, ragazzi, di portare questi 3 fucilieri all'interno della nostra base principale, perché se nel caso questi Etchu, Takayama ci attaccassero, la nostra provincia principale rimarrebbe senza alcun uomo, quindi è meglio portare sempre un po' di difesa. Bene, questo è l'esercito principale, ragazzi, continuiamo ad avanzare finché non sarà completamente integro. Questa è la nostra bella provincia di Sud Shinano, è completamente ricostituita, possiamo anche costruire una bella industria artigianale e possiamo modificarla costruendo una bella tessitura in seta oppure officina dell'artigianato. Guardate un po', l'officina dell'artigianato attira molto perché sviluppa la modernizzazione, aumenta di 1250 la ricchezza e anche +1 alla crescita. La tessitura in seta ovviamente aumenterà gli introiti ma ridurrà la modernizzazione. Ovviamente il costo aumenterà, però io direi di specializzarci più sull'officina dell'artigianato. Bene, vediamo un'occhiata al nostro pannello dello sviluppo. Tra 2 bei turni avremo i nostri cannoni e dopo ci divertiremo a scoprire le revolver, ragazzi, per far imbracciare ai nostri uomini la pistola. Intanto ce ne sarà ovviamente una per Frosty. Portiamo avanti il nostro caro Pinocchio, la sua prima avanzata solo senza il nostro caro amicone Frosty, e si ritrova al suo primo assedio. Si è accampato all'interno di questa piccola stradina di montagna, pronto a far la pelle all'interno di questo castello di Sumpu. Bene, possiamo anche passare la stagione, ragazzi, e vediamo cosa ritroveremo al nostro ritorno. Guardate un po', ragazzi, che cosa ritroviamo vicino a questa bella cittadina. Ritroviamo un bel esercito nemico, ne nasconde ancora un altro, e alcuni uomini hanno la precisione migliorata e anche una bella armatura migliorata. Guardate un po', avranno qualche cosa all'interno di questa provincia che migliorerà le loro qualità in battaglia. Intanto utilizziamo sempre il nostro caro Lupin e la nostra cara Margot, chiamiamola così, la nostra Geisha, ragazzi. In avanti vediamo che cosa scoprono. Ecco, qua c'è un bel esercito nemico pronto di nuovo a entrare in guerra. E guardate il buono, il brutto e il cattivo, ragazzi. Sotomura, Sogo e Toda. Guardate che sono forti, 3 generali arruolati che praticamente sono inutili messi in questa posizione, perché basterebbe il nostro Frosty che facesse 2 passi e li distruggerebbe in 4-4-8. Intanto da questo lato ritroviamo questo esercito che è un po' ostile e quindi vedremo un po' come combattere bene questa battaglia. E abbiamo anzi diverse monetine all'interno della nostra cassa e possiamo anche migliorare la nostra miniera di rame, trasformandola in raffineria di rame, aumentando quindi la nostra produzione, diminuendo le percentuali di costi di manutenzione alle unità e aumentando anche la ricchezza. Bene, ci rimangono solo 219 dollari e dollari, qua mischiamo young, dollari, monete, va bene, si può fare tutto. Ovviamente nei gameplay successivi vedrete delle belle battaglie navali contro la flotta qui del capitano Yushunbu e ovviamente il nostro Pinocchio all'azione seguito da questi 2 nuovi agenti, Margot e Lupin. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, votate e commentate. Ciao a tutti!